purtroppo è una terra e ci sono delle difficoltà e anche noi dobbiamo darci una mano. Lei se la sentirebbe di dare una stanza, una sua proprietà a loro? Se potessi, davvero sì. È già difficile per noi, quindi queste persone che vengono da zone disastrate, vengono da guerre, vengono da carestie, da epidemie, insomma è un bel problema, ecco. Se darei la mia casa, no. Se potessi sì, lo farei. Anzi, questa mattina stavamo pensando, io e mia moglie, siccome abbiamo un negozio sfitto, di affidarlo, di darlo gratuitamente a qualche organizzazione umanitaria che in qualche modo se ne occupasse e ne facesse un buon uso. Beh, io penso che ci sia bisogno di un po' di coscienza e che anche noi italiani ci siamo trovati nelle stesse condizioni in passato. Pertanto un po' di umanità non ci farebbe del male. Ecco. Io penso che sia difficoltoso perché sono tante persone che stanno arrivando, quindi c'è già problema per noi trovare lavoro, ci sarà problema anche per queste persone, però sono delle persone, degli umani, bisogna dargli una mano in qualche maniera.